un'altra gara e domani la gara conclusiva. In cosa consisterà la gara di oggi? Buongiorno, la gara di oggi consisterà, è il gioco delle mele si chiama. In pratica c'è una ciotola piena d'acqua con le mele, un ragazzo va a pescare sott'acqua la mela e viene passata tra di noi concorrenti per poi essere posizionato in un altro vaso, diciamo, vuoto. E domani invece ci sarà un'altra gara, la gara conclusiva. Invece finora voi siete stati vincitori, avete vinto con altri ben 2 comuni. Come vi sentite? Siete molto carichi? Assolutamente sì, cioè, ovviamente è una motivazione in più, il fatto che abbiamo vinto ci porta comunque ad avere quella carica per poter vincere ancora, almeno speriamo in questo, quindi si spera di riuscire a vincere ancora. Porto Empedocle è nuovamente protagonista di un importante programma della RAI, insomma un motivo di orgoglio per la città di Camilleri. Sì, già questa è la terza puntata che mostriamo una cornice positiva, un'immagine positivissima su Rai 2 di Porto Empedocle. Speriamo di vincere anche questa sfida, abbiamo i nostri ragazzi che ci rappresentano egregiamente sia qui a Porto Empedocle che lì a Roma e speriamo di mostrare il nostro meglio, ecco quanto di più bello c'è a Porto Empedocle offre. Il bar pasticceria Plano ha deciso di realizzare una mega torta nell'ambito del programma Mezzogiorno in famiglia. Che tipo di torta è? Questa è una torta a forma di Sicilia con ricotta fresca Santo Stefano. Poi abbiamo anche abbinato il pistacchio di Raffadali e il cioccolato di Modica. Questa è una torta di circa 300 kg, tutta a base di ricotta con tutte le decorazioni che rappresentano la Sicilia. Con i miei collaboratori già siamo pronti ad andare in diretta. Quanto tempo ci è voluto per poter preparare questa grandissima e bellissima torta? Beh, un po' di tempo ci vuole per il pan di Spagna, prepara tutti gli accessori che vanno sulla torta evidentemente e poi il momento finale basta un'oretta e mezzo circa di mise en place, come si suol dire, di messa in opera dell'opera che è importante. Questa Sicilia così gustosa che sicuramente affascinerà chi guarderà la televisione. Purtroppo non potranno gustarla, però quantomeno si riempiranno gli occhi della nostra Sicilia. Una grande squadra, quante sono le risorse oggi ad aiutarvi a realizzare questa torta? Almeno siamo più di 20. Non è la prima volta, Giovanni che già lei ha intervistato è uno che ha già preparato una mega torta, ha fatto il Guinness, è molto esperiente di questo lavoro e devo dire che è bravissimo e poi siamo tutti che collaboriamo per una cosa che riesce sicuramente bene.